Un suo commento elettorale al risultato del Partito Democratico nelle recenti elezioni, lei nella qualità di segretario del PD. Ma guardi, qui siamo in una situazione ormai per cui su Facebook tutti commentano, ognuno dice la propria, è veramente interessante seguire questo dibattito. Il risultato è sotto gli occhi di tutti, è un risultato molto deludente, non ci aspettavamo, sì, eravamo consapevoli di molte difficoltà, ma non fino a questo punto. Si apre una stagione difficile, io dico non soltanto per il Partito Democratico, soprattutto per l'Italia, perché voglio dire, adesso siamo in una situazione per cui non lo so che cosa accadrà. È chiaro a tutti che è difficile dare un governo alla nazione con tutto quello che ne consegue. Molti hanno esultato per questo risultato del PD, come se dovessero, non so, forse colpire Renzi, eccetera. In realtà la preoccupazione che tutti dobbiamo avere è come sarà questo futuro, a cosa andiamo incontro. Per quanto riguarda il PD sono sicuro che riuscirà, perché è un grande partito, a uscire da questa situazione. Spero e mi auguro che si riparta dai circoli, dai territori. Noi l'avevamo anche detto che c'era una difficoltà, perché non era possibile, non è possibile immaginare una gestione del partito che arriva dall'alto, con scelte non condivise. Eppure ci siamo stati, abbiamo fatto la nostra parte, ma con grande difficoltà. Difficoltà dovute a questo, ma una difficoltà dovuta anche ad una comunicazione fortissima da parte dei 5 Stelle, soprattutto. Al di là del messaggio che arriva del reddito di cittadinanza e tutta una serie di altre cose, c'è stato un voto di protesta, perché quello lo possiamo anche definire, e il voler colpire il Partito Democratico identificandolo come quel partito che non ha saputo in qualche modo dare delle risposte concrete. In realtà non è così. Segretario, ecco, l'attuale segretario del PD Renzi si è dimesso. Stanno arrivando nuove istanze da parte di personalità, lo stesso Calenda si è iscritto, il fotografo Toscani ha aderito al Partito Democratico. Ecco, molti si chiedono quale sarà il nuovo corso del Partito Democratico in un'ottica anche di scelta per il futuro governo. Allora, io per il futuro governo non lo so adesso, la scelta del partito. È chiaro che è difficile per noi accettare l'idea di fare un governo con i 5 Stelle, ma non è una questione di pregiudizio, è una questione sulle cose concrete. Cioè noi abbiamo subito da parte dei 5 Stelle in questi anni attacchi spropositati, con accuse assurde e non solo, non c'è una convergenza sul programma. Quindi la vedo difficile il fatto di fare un governo con i 5 Stelle, questo è un aspetto. Per quanto riguarda il PD ci sono molte adesioni di personalità, perché credo che qualcuno comincia a rendersi conto che senza il PD e senza questa forza politica che riesce a fronteggiare il populismo davvero rischiamo grosso.